L'ultimo brano che seguiremo si intitola La Confessione e racconta le confessioni di un prete che è più umano che mai, almeno questo è stato il modo in cui sono riuscito a vederlo, essendo puramente inventato, e nella foga di trasmettere le confessioni altrui non si rende conto che confessa la sua parte più intima e quindi si mette a nudo. E questo è forse quello che servirebbe a moltissime persone in generale, denudarsi spiritualmente. È sempre la stessa storia, non meno che mattina, quando mi sette aspetta gente che non consiglia. Eppure se io Mariola mi confessa una rapina, o guarda in dall'occhio stanco e senza meraviglia. Sapesse l'altra sera che mai torna a concetta, che sciuti incinta sto creatura non è Don Mattia. E sapendo che issa sta scarfando una tulietta, la già mandata a casa solo con se Ave Maria. Come si fa, per camba meglio ti a confessare, ma sti preghiera non servono a niente, si fraro io ora stai ancora a sbagliare. Ma non si racconta sta storia salvatora, che sei giocata pure l'anima in macchinetta. Se avessero tretto vada fosse una signora, ma ieri accoltellata non per una sigaretta. Invece stamattina vecchia chiesta si è peccata, avere 2 rapporti al mese con una prostituta. E dopo che mi ha confessato pure quanto spenna, se ne è asciutta dicendo padre era minorenne. Come si fa, per campa meglio ti ha confessato, ma sti preghiere non servono a niente, si fraro io ora sta ancora a sbagliare. Potete immaginare che sofferenza è stata unire in matrimonio Rosa con una carcerata, a essa che 20 anni fa per me ero primo amore, con cuore a piezza ci ha già avuto la benedizione. E quando con chi lo occhio nero e con un braccio rotto, ma it senza cattiveria è stato mio marito, l'ha già stringuto forte e forse non avrei dovuto. Forse ero troppo vicino. Come si fa, per campa meglio ma già confessa, ma sì per buio son con giudice e Dio, qualche peccato ce lo faccio pure io. Grazie. Grazie mille. Cominciano gli studenti a farti le Va domande. benissimo. Ci sto facendo cenni, ma bisogna Bene, che perché sono studente anch'io. Ciao. Ciao, aiù, si direbbe a Napoli. Ciao, volevo sapere se il vostro repertorio era solo di musica napoletana. No, scrivo anche in italiano. No, perché mi aspettavo comunque su 3 canzoni, almeno una canzone... In realtà è stata quasi una sfida, mandare 2 pezzi in napoletano. Il terzo pezzo mi aspettavo anch'io scegliessero un pezzo in italiano, e invece è arrivata la scelta del terzo pezzo in dialetto. Ok, va bene.
studenti. Ui. E- Ah, ok, Allora, perdono. ascoltati i brani proposti, ci chiedevamo come mai la scelta di mescolare il blues con il dialetto napoletano. Questa è una scelta forse dovuta dalla storia, potrebbe cadere anche nella banalità perché è stato usato e riusato il blues per il napoletano, a partire dal maestro Pino Daniele. E infatti è stato quasi casuale, la canzone è nata in questo modo e il ritmo in un certo senso dava un certo valore alle parole, almeno questo è quello che credevo e che credo. Grazie. Ma figurati. Ciao, sono Dove? qui. Ah, salve, buonasera. E io ho apprezzato molto la terza canzone, La Confessione, che è un brano a suo modo un piccolo cameo della società contemporanea, Esatto. perché rimette a posto le cose, taglia alcune distanze sociali che noi sentiamo tra peccatori e giudici. Assolutamente. Mi è sembrato anche abbastanza bello il modo in cui avete sceneggiato questa storia. Ora, io penso che sia difficile però che questo contesto che voi ricostruite giunga facilmente a chi come noi ha un'immagine di Napoli che è piena di stereotipi, tutto sommato. Assolutamente. Voi cercate di togliere la maschera a questi stereotipi. Non è solo il prete che si sveste. Sì. Forse, se non intendo male, anche la vostra musica vorrebbe svestire il napoletanismo dai Capito luoghi comuni. perfettamente. Infatti la maschera in realtà è un modo per distruggere la maschera. Quindi Pulcinella è il nostro modo di distruggere quel personaggio e mettendo in mostra quella che forse è la cosa più dannosa, ovvero il troppo individualismo e la poca collettività. Vige questa regola purtroppo a Napoli. Mentre nella confessione il mio intento era quello di mostrare la contraddizione che c'è nell'animo umano. Spesso il prete in questo caso, non ho nulla contro i preti, non so se ce ne sono, quindi il prete in questo caso si mostra indignato verso i peccati altrui e senza rendersene conto nel flusso di idee appunto si trova ad essere se stesso nudo e peccatore, quindi questo era l'intento. Non so se è stato capito da tutti per via del dialetto, spero di sì. Ho cercato di renderlo più italiano possibile, anche perché oggi purtroppo il dialetto napoletano viene storpiato in malo modo. Senti, invece volevo conoscere una parte fondamentale del vostro approccio iniziale alla musica, ovvero a livello di ascolto, la parte propedeutica a quella compositiva, no? A cui vi siete avvicinati, è stata subito rivolta a una produzione moderna napoletana oppure avete anche ascoltato un passato nobile, mi riferisco a Roberto Murolo, Esattamente. Esattamente. Io, Di Giacomo, insomma, e via di seguito. sì, io credo che il più moderno forse degli artisti che ascolto e che reputo tali sia Enzo Gragnaniello, forse quello più recente, che è stato in grado di scrivere, diffondere la canzone storica, appunto muroliana. Credo che sia la bella canzone napoletana antica con un qualcosa di moderno, con sonorità sicuramente più moderne. Riguardo... Tra l'altro è l'unico che ha lavorato con Murolo. Esatto, è stato l'unico ad avere questo onore immenso. Poi tra l'altro a scrivere qualcosa per loro, per Murolo e Mia Martini, intendi. Grazie a voi. Ciao, buona serata.